Signor Sindaco, tutto pronto per quanto riguarda questa importante manifestazione ad Aris di Rivignano, il compleanno di Lucina Savorgnan che cade il 16, ma per questioni diciamo così burocratiche, anzi per fare più festa, avere più gente si festeggia il 15. Sì, esatto, quest'anno si è deciso di anticipare alla domenica, che è 15 settembre, le celebrazioni per la ricorrenza di questo compleanno di Lucina Savorgnan, che come ormai cominciamo ad aver capito è la vera Giulietta. Quella cioè che visse nel Cinquecento proprio ad Aris di Rivignano un tormentato amore per Luigi da Porto, Romeo, il quale scrisse la novella Giulietto e Romeo, che ambientò per ragioni di evitare scandali all'epoca a Verona, ma che tratta però le vicende autobiografiche sue e di Giulietta, appunto Lucina Savorgnan. È la location ideale per questa bellissima storia d'amore. Certo, i preparativi fervono, la Proloco di Aris come sempre all'altezza degli eventi che organizza è in piena attività e quindi domenica ci riserverà nelle suggestive cornice del Giardino all'Italiana di Villa Otelio, che si specchia in un'ansa del fiume Stella. Ecco, in questo ambiente estremamente suggestivo ci offrirà uno spettacolo che sarà sicuramente il caso di venire a vedere dalle 6 di sera, dalle 18, 18:30 di domenica 15 settembre ad Aris di Rivignano. E questo è solo un tassello di quelli che sono gli avvenimenti stagionali che si svolgono nel comune di Rivignano e Teori. Certamente, avevamo parlato quest'estate che avevamo spiegato che ogni fine settimana c'è qualche interessante evento. Abbiamo appena lasciato il fine settimana scorso, quello del 7 e 8 settembre, il Pardon di Teor, c'è il 15 la celebrazione di Giulietta ad Aris di Rivignano, ma ogni fine settimana ci sono iniziative e poi il culmine della stagione annuale a Rivignano a fine ottobre, inizio novembre per la tradizionale antichissima millenaria Fiera dei Santi e dei Morti di Rivignano. Soprattutto col Festival della Canzone Funebre. Sì, il Festival della Canzone Funebre ormai da 3 anni si svolge il 2 novembre la sera a Rivignano e ha avuto un risalto nazionale ma anche internazionale. Lo ha riportato un trafiletto anche il New York Times, quindi insomma Rivignano per tante vicende comincia a essere famosa di qua e di là dell'oceano. Senta, di là di qua e di là de Aghe, no? Quello che conta è che appunto quando cammini, festeggi e conosci ti viene anche un piccolo languorino allo stomaco, no? C'è un po' di fame, c'è. E allora in attesa di sapere dagli amici di Aris cosa combineranno e cosa prepareranno in anteprima, andiamo a sentire al Morarat che ricetta ci propone per invogliare il telespettatore a passare questa bellissima domenica 15 settembre e approfittare magari per tornare dopo in questo bellissimo territorio che si chiama Rivignano e Teor. Tutto pronto per quanto riguarda questa bellissima manifestazione del 15 settembre a Rivignano e nei dintorni? Sappiamo che è qualcosa di particolare da proporre ai nostri telespettatori. Noi abbiamo preparato il fritto di Giulietta. Il fritto di Giulietta era un classico, nel senso che prima del motore boxer era sempre fritta la Giulietta, però adesso invece si fa proprio un fritto dedicato proprio a Giulietta. È una ricetta che abbiamo, diciamo così, estrapolato da un baule una ricetta del 1500, estrapolato da un baule di una famiglia di ebrei che era qui. Abbiamo tirato fuori questo fritto, ovviamente rivisitato, e quindi lo proporremo per tutto il mese di settembre. Ecco, una cosa particolare, una delizia unica nel suo genere. Sì, è un fritto di tantissime cose miste, c'è un po' di carne di maiale, c'è tante verdure, sono tante cose messe insieme e ovviamente, ripeto, rielaborate con una doratura un po' particolare, e lo proporremo per tutto il mese. Ecco, sarà proprio particolare al 100%, non so, servita sui piatti d'epoca oppure, come hai detto tu, riadattata ai tempi moderni? È riadattata ai tempi moderni, quindi lo serviremo, sì, altrimenti saremmo andati un po' in difficoltà, e quindi lo serviremo comunque in modo particolare su un tagliere, quindi viene servito, è molto carino, diciamo che è da provare. Ecco, il Morarat, ricordiamo, è un locale proprio alla moda e si sposa in un certo senso a questa storia di Romeo e Giulietta in salsa locale. Perché? Perché qui sappiamo che c'è l'amore, sboccia spesso l'amore. Sì, no? sì, diciamo che sboccia in tante circostanze. Organizziamo tante cosine, organizziamo delle serate molto belle per i giovani, dove abbiamo ricevuto comunque un discreto successo, e organizziamo cene a tema, organizziamo ovviamente cene di ogni tipo, quindi da chi vuole mangiare della buona carne, chi vuole mangiare del buon pesce,
quindi diciamo che cerchiamo di soddisfare più palati e più un gruppo di persone varie, diciamo così, dal giovane al meno giovane, credo che si stia bene. Senti, non te l'ho mai chiesto, ma perché venire al Moradat? Diciamo che la location secondo me parla da sé. Abbiamo tantissime postazioni, quindi chi vuole mangiare in terrazzo può stare in terrazzo, chi vuole mangiare in giardino, vuole stare tranquillo sotto in giardino può stare giù. Abbiamo una sala a caminetto, quindi anche d'inverno chi vuole il calore del camino, chi vuole il calore della fiamma, diciamo così, può cenare in questa sala qui che è molto carina, dove facciamo della carne alla brace, e poi c'è una sala molto bella che è quella sopra dove si va su e ci si innamora, come si diceva prima, no? E quello è l'importante. Esatto. E poi quando ci si innamora si mangia bene e si paga. Giusto, penso. Il servizio viene da sé. Il servizio viene da sé, esatto. Il servizio ovviamente me ne occupo io, quindi è la cosa più... No, scherzo. Penso che sia un posto molto piacevole, almeno sono 10 anni ormai che siamo qui e credo che abbiamo ormai la nostra clientela affezionata e credo che si stia molto bene in questo posto, almeno così ci fanno capire. Buon appetito. Grazie. Puntata speciale di Guarda che Stella dedicata al compleanno di Lucina Savorgnan. Questa è solo un'anteprima perché la manifestazione si svolgerà nel weekend, il 15 settembre, nella splendida cornice del quello che rimane, insomma, del Maso o del castello di Aris. Con noi abbiamo il Presidente, allora andiamo a capire cosa succede, Presidente. Si confessi ai nostri telespettatori. Ma anche quest'anno facciamo appunto, ritorniamo a fare il compleanno di Giulietta che cade il 16 settembre, ma noi lo festeggiamo il 15 per problemi organizzativi. Abbiamo pensato di fare praticamente... Per problemi organizzativi, più che altro per ricordare che il compleanno cade di lunedì e dunque di lunedì magari la gente fa fatica a venire, lo avete anticipato di 24 ore. Esatto. Verrà posizionata una targa a Lucina Savorgnan presso appunto la villa. Cercheremo di fare un buffet medievale ricordando appunto i piatti che c'erano una volta, un piccolo buffet, e verranno tutto il contesto verrà accompagnato da poesie e da gradevoli armonie. Possiamo dire che sono coinvolti anche gli amici di Aris e non solo? Certamente tutti sono coinvolti. Innanzitutto voglio ringraziare anche i ragazzi di Rivignano, il gruppo giovani, il gruppo Giulietta alla corte di Giulietta, che si è appunto con questa festa si è creato appunto per queste feste, e dopo anche il Occhio Casbrove, che sono i giocolieri di fuoco, col fuoco praticamente, di Teor e dei dintorni qua di Rivignano. Cosa dire ai nostri telespettatori, ma soprattutto cosa confessare per questo giorno magico che si svolgerà il 15 settembre ad Aris? Ma i telespettatori li invitiamo a venire a vedere questo magnifico posto, questo suggestivo posto, cercando di fare qualcosa di diverso dal resto appunto di una sagra o di qualche altra festa. Ecco, il Presidente è una persona di poche parole, poi va detto che veramente all'epoca insonorizzavano bene, Cioè, si possono fare pure gli Audi qua dentro. Ma al di là di questo, dal sacro al profano, non perdiamoci lungo la tangenziale, dunque stiamo sulla statale, come si dice in questi casi. Il Presidente è uno che parla poco, ma è una persona che insieme ai suoi collaboratori lavora parecchio, e questo è un significato, un connubio di squadra vincente, allenatore non si tocca, tattica particolare. Speriamo che sia così, ma è sempre più difficile a trovare gente disposta a darci una mano, anche perché la gente diventa anziana e quindi è costretta a lasciare il passo, sperando che entri qualche giovane, ecco. Cari telespettatori, 15 settembre, questa bellissima manifestazione. Suona anche per noi la campanella. Perché suona la campanella? Perché abbiamo visto a Rivignano cosa presentano, adesso andiamo a capire ad Aris cosa presentano a livello mangiareccio. Dunque, i piatti, il pranzo è servito.
Cosa ci propone quest'anno il Principato di Aris per quanto riguarda questa bellissima festa del 15 settembre? Noi abbiamo un menù che lo poniamo sia per il pranzo che per la cena, un menù degustazione dedicato a Giulietta Romeo. Per dire la verità, noi è già un paio d'anni che tra i nostri menù lasciamo uno spazio dedicato a questi due innamorati, e le pietanze stagionali prevedono dei piatti sia tipici sia anche gustosi. Facciamo semplicemente frulli, che è un piatto composto con dei grissini fatti in casa, del San Daniele di 24 mesi, della polentina che non si sbaglia e dei funghi. Poi abbiamo le fettuccine con il masurin che molti conoscono, abbiamo un buon filetto di manzo con dei contorni e poi abbiamo un dolce speciale dedicato a Giulietta e Romeo. Dunque non resta che dire ai telespettatori: mettetelo nella zucca, no? Sì, non solo nella zucca ma anche nella pancia. Senti, per concludere, l'importanza, no, del mangiare bene, sano, naturale in una location unica nel suo genere. Beh, il Principato di Aris si affaccia proprio in quegli anni lì di Giulietta Romeo, diciamo, come storia, no? Non so se vi ricordate, ma quest'anno abbiamo festeggiato 600 anni, no? E adesso anche con il nostro assessore Tonizzo spesso proponiamo per dei matrimoni delle bellissime feste proprio fatte sul Parco dello Stella, nella villa di Maria Savorgnan, la mamma di Giulietta, di Lucina, insomma. Cosa dire ancora? Ma speriamo che questa festa qua venga pubblicizzata a dovere, perché il Proloco di Aris si impegna tantissimo e che il Comune ci aiuti, anche grazie a voi, insomma, che date sempre spazio alle nostre iniziative. Allora, con il Principato di Aris, gentili telespettatori, si chiude qui questa puntata speciale dedicata Aspettando Lucina, perché poi noi faremo un'altra puntata dedicata al compleanno. Dunque tanti auguri Lucina, ringrazio ancora te per averci ospitato come sempre gentilmente in questa bellissima location che si chiama il Principato di Aris. Qui Sigismondo si ubriacò e si ritirò dall'assalto perché mangiò le anatre, i mazurins, d'altronde talmente pieno eccetera. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva, però ricordatevi: Rivignano, Aris, Parco dello Stella, e soprattutto si mangia bene, ci si diverte E si trova un bel posto per rilassarsi, anche perché là è fantastico e ci dà delle emozioni veramente molto interessanti. insomma, quando la tavola, usando un gergo calcistico, è di rigore. Arrivederci.